rieccoci con la solita riflessione. Oggi vorrei farti capire una cosa e condividere con te una sorta di, non mi piace chiamarlo segreto, un po' lo è, una sorta di risultato. Tante persone mi chiedono: ma come fai ad avere così tanta energia? Dove la trovi? Come fai al mattino a essere già così pimpante e alla sera dopo tante ore avere ancora quell'energia? Sai cos'è la risposta? Ci riflettevo con una mia amica proprio poco tempo fa, una mia amica, collega, sorellina d'anima, e si diceva: cos'è che ci dà energia? Il fatto di fare ciò che ci piace, il fatto di creare, il fatto di condividere, perché se tu condividi hai energia, il fatto di sapere che grazie a una cosa che tu hai trasmesso a una persona, quella persona magari ha tratto un insegnamento, ha tratto uno spunto, ha tratto un miglioramento per la sua vita. Questo ti fa avere più energia. Il fatto di sapere che incidi nelle persone ti dà energia, perché, e ti rimando a una pillolina passata sui bisogni umani, uno dei bisogni umani spirituali più importanti è il contributo. Se tu sai che stai contribuendo, se sai che stai crescendo, se sai che stai facendo qualcosa che segnerà oltre la tua anima anche l'anima di qualcun altro, l'energia è a 1000. Il condividere dà energia. È una sommatoria infinita. Il pensare che esiste abbondanza di informazioni, di condivisioni, è energia. Condividi con chi però è la tua stessa lunghezza d'onda, perché è importante anche condividere con le persone giuste. E per creare energia, dai energia, fai ciò che ti piace e condividi. Mi auguro che tu possa trarre spunto ed avere anche tu quell'energia e quella forza che ogni giorno ti fa avere il sorriso per fare ciò che fai. Ciao, buona energia, ciao ciao!